Venuti a vedere il nostro motore elettrico che si trova sulla nave, che permette di far girare l'elica alla nave più bella del mondo, alla nostra Amerigo Vespucci. Si chiama Aliseo per un motivo questo motore? Eh sì, perché gli alisei sono i venti che permettono comunque di navigare alla nave, e c'è stata un'occasione dove si sperava negli alisei, non per fare una traversata. Questi alisei, la leggenda narra che sono un po' mancati, e quello che ha permesso di fare la traversata alla nave è stato il motore. Quindi da lì è stato battezzato con il nome Aliseo. E i motori sono allocati? Si trova nella parte posteriore della nave, e questo motore qua diciamo che è un po' il cuore della nave, no? Insieme a tanti altri componenti, ma è molto importante. Ma per voi il fatto che c'è questo motore a bordo è stata anche occasione di promozione, viene utilizzato come... Per noi è un orgoglio essere a bordo della nave Vespucci, collaborare con tutti i ragazzi della nave, essere qua, e inoltre siamo stati anche in Argentina e stiamo accompagnando la nave per questo giro. Quindi in parte un po' ce lo sentiamo un po' anche nostro questo giro del mondo. Ma direi che questo è il mondo di tutti gli italiani. Sì, di tutti. Lorenzo Ghiara, Nidec Ansaldo di Genova.